Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. Oggi siamo qui a San Mauro Pascoli, proprio dove c'è ancora la storica casa di Giovanni Pascoli, all'interno di Villa Torlonia, in occasione della festa della De Bagoin Malatora. Questo dovrebbe pronunciarsi più o meno così, ovvero la festa fondamentalmente del maiale, perché Bagoin in dialetto romagnolo significa appunto maiale. Ci sono molti modi di identificare il maiale, soprattutto dicendo porca troia, porca miseria, porco diavolo, insomma. Noi abbiamo scelto così, fra le varie figure, questa che è porca troia, che non manca mai all'appello, insomma, giusto per modi di dire. Andiamo col servizio, ma attenzione che questo servizio, oltre che conoscere in varie sfaccettature il maiale, abbiamo anche occasione di capire che gli incontri amorosi non accadono solamente in balere, in discoteche o ultimamente in supermercati, ma addirittura anche all'interno di cimiteri. Non ci credi? Guarda il servizio. Allora siamo insieme ad Arlotti Guglielmo. Come andiamo oggi? Molto bene. Allora, questa festa, mi può dare la pronuncia giusta? Festa de Bagoin. E poi c'è anche il surrogato, Malatora, festa de Bagoin. Allora, ci spieghi un po' di cosa si tratta? Io sono la parte dei dolci. Faccio i biscotti, tutti i tipi, ciambella, queste. Quindi le bagone è un biscotto, È un giusto? biscotto. È un biscotto e malatora cos'è? Viene bagnato? Cos'è? Viene bagnato da questo maiale, via. No, quindi insomma il maiale anche oggi protagonista Assoluto di questa festa. Perfetto, bene. Come si suol dire, del maiale non si butta via niente. Della maiala neanche il numero di telefono. No, neanche il numero. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie. Potremmo dire che la situazione è bollente. Bollente, molto. Fa un po' fatica. Allora, Bagoi, ma qua c'è anche della ciccia, c'è anche dei primi, c'è un po' di tutto. C'è tutto, primi, carne. Cosa proponete come cena questa sera? Ai ragazzi, qua il fumo sa. Guarda che te lo vedi qui. Siamo in piena versione gastronomica. Allora, questa sera cosa proponete? Un menù completo da partire dalle tagliatelle, poi c'è tutti i tipi di carne alla griglia, fino ad arrivare alle verdure. Quindi doverosamente cucina romagnola, giusto? Certo. Quindi che vino affianchiamo a questa cucina romagnola? Non lo so, dopo devi spostarti e chiedere più su. Allora faremo così, mi fa un saluto molto da Bagoi? Miseria. Abbiamo chiesto qual è il menù di questa sera e ce l'hanno detto, sono stati molto dettagliati, però non ci hanno saputo indicare quale vino accostare a questa cena. Sangiovese puro di Romagna. Sicuro, eh? Sicuro. Se ci mettessimo l'Ambrusco, no? L'Ambrusco lo bevono a Bologna, noi in Emilia, in Romagna beviamo il Sangiovese. Ok, perfetto, quindi dal baffo più bello della Romagna il consiglio è Sangiovese. Sangiovese. Grazie. Non dei colli del Rubicone come fanno quelli di Faenza, ma proprio del Rubicone. Quindi mettiamo proprio la trincea, no? Quindi... Siamo molto campanilisti. Allora, da dove a dove si può bere il buon Sangiovese da voi? Buon Sangiovese partendo da Soliano fino al mare. Ok, perfetto. Seguendo il Rubicone, Savignano, Gatteo, San Mauro Pascoli. Seguendo il fiume, Sì. così vi dà anche la dritta, se bevete troppo sapete l'indicazione giusta. Sì, così arriviamo al mare, andiamo a fare il bagno, dopo averci ubriacati. Ma sei fantastico, grazie. Prego. Mi raccomando, non cuccare troppo questa sera. Cuccare? Vieni qui che facciamo 80 kg di tagliatelle, vedi te cosa cucchi dopo. Il Bagoi, non l'avete preso il Bagoi? È tutto Bagoin qui. Tutto Bagoi. Tutto Bagoin. Non ho capito. Alla faccia della dieta. Sì, ma quando ci va, ci va. Poi tra l'altro vedo che voi avete fatto un mix, cioè Sangiovese e birra. Sì, perché noi siamo tradizionalisti, ma ci piace anche innovare ogni tanto. È giusto, quindi diciamo che il Bagoi sta bene anche con la birra. Sì, benissimo, infatti l'ho presa io. Perfetto. Complimenti, siete una bellissima famiglia, buona serata. Grazie, grazie. Allora, siamo qua con questa bellissima coppia, come vi chiamate? Lilli, Renzo. Renzo, siete sposati? siamo due vedovi. Due vedovi. Due vedovi che ci siamo messi insieme. Oh, che bello, questa è una bellissima notizia. Dato dalla storia. La nostra storia, Ma noi abbiamo molto tempo, potremmo ascoltarla. Facciamo un sunto, quindi vi siete trovati dopo una grossa delusione. ci siamo trovati dopo da vedovi tutti e due. Siamo due vedovi, siamo incontrati dopo 45 anni che non ci vedevamo più. Ci siamo incontrati al cimitero e lui mi dice, io sono vedovo anch'io, sai? Io vedovo anch'io. Siamo usciti a mangiare una pizza, dal di lì ci siamo trovati che stavamo bene insieme. Ma che bello! Cioè,
diciamo così, nella tristezza dell'evento, però è arrivata la felicità in un funesto evento di incontro. Bene, quindi vi siete incontrati ed è scoppiato l'amore. Sì, dai, stiamo bene insieme, sono già 8 anni che stiamo insieme. È bella donna, complimenti. Allora, senta, ma lei ha mai detto con lui sei un bagoin? No, non mi permetterei mai, no. Assolutamente, no. Non è un'offesa perché il romagnolo, No, non gliel'ho mai detto, no. Bene. Non ci penso neanche. Perfetto, siete una bella coppia, grazie e buonasera. Grazie a voi. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, siete impegnatissime qui a proporre le cose della vostra azienda. Sì, Come si chiama? azienda agricola I Casetti. Bene, allora, parliamo di roba a chilometro meno che zero, giusto? Sì. Quindi fate tutto voi, carne. Sì, sì. Ai romagnoli piace questa... Certo, tantissimo. È mio nipote che comunque, avendo l'azienda, lavorano tantissimo perché gli piace, è molto giovane, però vede che veramente è una cosa che la gente piace, mangiare genuino e naturale. Bisogna ritornare alle origini. Poi tra l'altro mi dovete spiegare da dove arriva questa carica che avete, che batte le vendemmie. Anche perché non siamo più giovanissime, però col fatto che vediamo le persone che vengono, che hanno piacere di mangiare, stare in compagnia e assaggiare i nostri prodotti, a noi questa cosa ci fa piacere. Bene, perfetto, mi fate un bel sorriso allora ai nostri amici in questo momento? Grazie, buonasera a tutti, Buonasera buon a tutti. proseguimento. Grazie. A San Mauro Pascoli le vere case in classe A le trovi da Piscaglia Costruzioni. Tipologie costruttive all'avanguardia. Visita il nostro sito www.piscagliacostruzioni.it. A San Mauro Pascoli, Battistini impianti civili ed industriali, elettrici, antifurto, condizionamento, aspirazione centralizzata, automazione di porte, finestre e cancelli, videosorveglianza. Contattaci! A Massa Lombarda B&B, specializzati nella lavorazione delle lamiere e carpenteria. Ci avvaliamo delle migliori tecniche del settore per dare forma alle vostre idee. Il vostro partner per il taglio, la piegatura e formatura dei metalli. Sei un professionista? Costruisci con noi le tue competenze. Beta Formazione ti offre formazione continua illimitata per i tuoi crediti formativi obbligatori. Per qualsiasi categoria professionale. Forniamo un percorso didattico completo con più di 70 corsi utili per la tua professione. I nostri corsi sono online, fruibili da qualsiasi dispositivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Beta Formazione. Scegli di crescere insieme a noi. Beta Tour è un punto di incontro formativo per le realtà presenti su tutto il territorio. Un format di eventi gratuiti rivolti a professionisti di tutti i settori. Un'ottima occasione per le aziende di rendere visibile il proprio business. 24 tappe organizzate in altrettante province italiane. Trova la tappa più vicina a te e partecipa anche tu a Beta Tour 2018. A Ravenna, Dom Service, automazione, cancelli e riparazione. Certificazione di impianti elettrici, consulenza per installazione di nuovi impianti di un'assistenza di pronto intervento 24 ore su 24. Richiede un sopralluogo o un preventivo gratuito. Ecologia Edile SRL. Da oltre 20 anni costruiamo e rinnoviamo coperture industriali e civili con bonifica del cemento amianto. Forniamo un servizio chiave in mano comprensivo delle pratiche edilizie necessarie. Visita il nostro sito e crea da solo il tuo preventivo. Faenza Infissi, una scelta di qualità nel mondo dei serramenti, con innovazione, affidabilità e coesione. Specializzata nella fornitura, consulenza e montaggio di porte, finestre, zanzariere, scuri e tende da sole. Distinguersi per non estinguersi. Da oltre 50 anni a Ravenna, IBA di Massimiliano Fiorentini, centro di addestramento per guardia del corpo e operatori destinati ad operazioni di protezione in zona ad alto rischio, servizi di protezione personale, sorveglianza impianti, videosorveglianza. A Rimini, Compagnia della Bellezza Parrucchieri di Giancarlo e Miriam. Noi, insieme a te, immaginiamo, creiamo e realizziamo i tuoi desideri. Chi vuole essere bella sia. Vi aspettiamo in via Luigi Settembrini 2B, Rimini.
Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. A Mordano, dal 1997, MG Pneus SRL. Operiamo nel settore del recupero e riciclaggio di pneumatici, autorizzata dalla provincia di Bologna, gestita con 50 anni d'esperienza dall'amministratore unico Giancarlo Mastrocola, insieme a uno staff competente e professionale, con consulenza e servizi a produttori e importatori di pneumatici, garantendo una risorsa in ciò che viene considerato rifiuto, a rispetto dell'ambiente. A San Mauro Pascoli, Officina Stacchini, centro riparazioni meccaniche e centro revisioni, auto, moto, tricicli, quadricicli, elettrauto multimarca, manutenzioni ordinarie, diagnosi elettroniche, climatizzatori. A Massa Lombarda, RDF Project fornisce ogni tipo di soluzione per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per l'automazione industriale, adatti al tuo business. Chiamaci. Sei un insegnante? Non farti trovare impreparato. Renova Consulenza offre un catalogo di corsi per docenti completamente online, fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rimanere sempre aggiornato e acquistare i tuoi titoli, accedere ai corsi e aumentare il tuo punteggio nelle graduatorie, certificazioni linguistiche, corsi EIPASS e corsi per il conseguimento dei 24 CFU. A Bagnacavallo SG Coperture di Giorgi Salvatore. Rifacimento tetti civili ed industriali, impermeabilizzazioni, lattonieri, smaltimento Ethernet, posa di tegoli e coppi, isolamento termico ed impianti solari, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 con orario continuato. Punto Box produce furgoni con alto grado di personalizzazione, con svariati utilizzi, per chi trasporta merce a temperatura controllata, soddisfacendo appieno le aspettative per ogni singola esigenza, con le garanzia Made in Italy.